esploso il pavimento. Sì, 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 l'acqua che si è infilata sotto ha esploso la soletta, ma era una situazione che nessuno poteva farci niente. Tra l'altro sotto la circolazione dell'acqua era libera perché poggiava su dei piloni. Sì, no, è tutto su pilastrato, libero ai lati e soltanto il muraglione a monte, ma non è bastato, non è bastato. Ma ci raccontava che questo è un locale che, diciamo così, ha una storia proprio, no? Da quanti anni qua a Zoggia? Storia di famiglia, perché dal 1937 che noi, insomma, la nostra famiglia è qua, prima c'erano i miei suoceri, poi mio marito, adesso ci siamo noi, ma non so se questa volta riusciremo a raddrizzarci. E io qui faccio un appello ai politici, so che i nostri della Liguria si sono attivati, ma devono fare la voce grossa a Roma perché ci facciano uscire da quella Bolkestein, che se no non ci darà modo di ricostruire e di rimetterci in piedi, perché se noi fra 2 anni scadiamo come concessione è inutile che ci rimettiamo a ricostruire un qualcosa. So che il Scajola si era attivato per far sì che noi avessimo una proroga, so che il signor Bolkestein in persona è andato a Roma a dire che gli stabilimenti balneari dovevano essere fuori dalla sua direttiva, ma sembra che a Roma non lo ascolti nessuno. Quindi noi facciamo questo appello: o ci togliete questa spada di Damocle dalla testa o se no lasceremo andare tutto in malora. Avete superato anche i bombardamenti aerei della seconda guerra mondiale? Siamo sopravvissuti a quelli e speriamo di sopravvivere anche questa volta, però abbiamo bisogno più che altro di certezze per il futuro.